Il Comitato regionale per le comunicazioni Corecom, rinnovato nelle scorse settimane, è stato insediato nel Consiglio regionale del Veneto dal vicepresidente Finco. È costituito da 5 componenti: il neoeletto presidente Marco Mazzoni Nicoletti, Enrico Beda, Fabrizio Comencini, Edoardo Figoli e Stefano Rasulo. È una carica a cui tengo molto e spero di poter dare un bel apporto a un ente che conosco e a cui ho dedicato anche tempo professionale. Il Corecom esercita una pluralità di funzioni proprie e delegate in ragione dei rapporti sia con la Regione che con l'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, l'Agicom. Nei prossimi mesi sarà impegnato sul fronte dello switch off, il passaggio alla nuova tecnologia di trasmissione delle emittenti televisive, materia però ancora oggi poco conosciuta dai veneti. Ci aspetta un passaggio che ad oggi sembra complesso e complicato. Il nostro obiettivo invece è di cercare, con un rapporto col Consiglio regionale, col Mise e con l'autorità, l'Agicom, con l'autorità centrale di garanzia nelle telecomunicazioni, di riuscire a far sì che questo passaggio si svolga, appunto come mi ripeto, col minor danno possibile ai cittadini veneti e alle emittenti televisive venete. Nei prossimi giorni avremo nuovi incontri, bisognerà fare anche una grande campagna di informazione proprio per far capire ai cittadini che o dovranno cambiare il proprio televisore oppure dovranno acquistare un decoder, e dobbiamo anche dare un'importante informazione che riguarda i contributi che a livello statale sono stati stanziati proprio per l'avvento di questa nuova tecnologia. Quindi insomma nei prossimi mesi ci sarà un grande lavoro da fare da parte di questo organismo. Tra le priorità, massima attenzione nella tutela dei minori. Tutela dei minori che noi già nel precedente comitato abbiamo approntato organizzando una serie di eventi nelle scuole in cui parlavamo appunto di un fenomeno che oggi è grave e sta dilagando tra i giovani, che è il fenomeno del cyberbullismo. Pertanto noi ci poniamo quale autorità regionale in grado di cercare di risolvere per quel che si può questa problematica e di cercare di un contatto con i giovani